Gli alunni dell'Istituto Rita Levi Montalcini, diretto dal dirigente scolastico Luigi Costanza, hanno voluto ieri dialogare sull'evento relativo alla giornata mondiale dell'acqua, realizzando tanti contributi fotografici, filmati, disegni che gli studenti hanno realizzato, oltre che a discuterne in classe sulle problematiche legate al prezioso liquido. L'acqua è l'elemento dominante della superficie terrestre, occupata per più del 70% dagli oceani. Poi ci sono i fiumi, i laghi, l'acqua intrappolata in forma solida nei ghiacciai e nelle calotte che ricoprono l'Artico, l'Antartide e la Groenlandia, l'acqua conservata nelle falde acquifere. È nell'acqua calda delle sorgenti idrotermali che è nata la vita. Io sono Aurora. Io sono Calogero. Ciao, io sono Alessia. Io sono Aurora. Io sono Sofia. Io sono Flavio. Io sono Damiano. Io sono Elisa. Oggi è il 22 marzo e si celebra la giornata mondiale dell'acqua e ci siamo riuniti per trattare il problema dell'acqua nel mondo, che fa parte del Goal 6 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nel nostro pianeta c'è così tanta acqua da soddisfare le esigenze di tutti, ma purtroppo ogni anno muoiono 1000 bambini a causa di malattie diarroiche per mancanza di acqua potabile e servizi igienici. Ciò perché in alcuni paesi ci sono strutture inefficienti. Ma quali sono gli obiettivi del Goal 6? Nel mondo tutte le persone hanno il diritto di avere accesso all'acqua potabile, che sia sicura per tutti e che abbia servizi igienici sanitari adeguati. Nel nostro pianeta ci sono molti paesi, come il Bangladesh, in cui i servizi igienico-sanitari sono drammatici. Addirittura ci sono persone che defecano all'esterno con tutte le conseguenze. E cosa prevede di fatto il Goal 6? Bisogna migliorare la qualità, riducendo l'inquinamento e il rilascio di sostanze chimiche, eliminando le discariche e proteggendo gli ecosistemi legati all'acqua, come i fiumi, i mari e le falde acquifere, avere dei servizi igienico-sanitari adeguati e porre fine alla navigazione all'aperto. Per fare ciò è necessaria la collaborazione internazionale. C'è gente che non usufruisce di acqua pulita o di servizi igienico-sanitari decenti? Nel mondo c'è molta gente che utilizza fonti di acqua contaminate da escrementi. Circa 2 miliardi di persone non hanno accesso al WC. Inoltre l'80% delle acque di scarico prodotte dalle attività umane vanno a fluire nei mari e nei fiumi senza essere depurati. La conseguenza è che circa 1000 bambini ogni giorno muoiono a causa delle malattie legate all'acqua non potabile. Ma quale augurio può fare a noi alunni? Allora, ognuno di noi può fare la nostra parte, come? Cercando di riparare le perdite di acqua nelle nostre case, evitando di buttare i prodotti tossici o biologici nel WC, raccogliere l'acqua piovana per fare la biancheria a casa. E un altro consiglio è quello che vi invito sempre a chiedere, informarvi, prendere più nozioni possibili, essere curiosi. Tutto ciò aiuta a capire cosa si può fare per far sì che il Goal 6 dell'Agenda 2030 possa essere raggiunto il prima possibile. Ogni giorno della nostra vita deve essere il 22 marzo, perché dobbiamo pensare a cosa si può fare per mettere tutti nelle condizioni di poter usufruire acqua potabile e servizi igienico-sanitari decenti. L'acqua è importante per la vita. Ma l'acqua pulita e potabile è